Il comune di Lavagna ha presentato 3 progetti alla regione: dragaggio della foce dell'Entella, abbellimento del lungomare e pista ciclabile. In mattinata il presidente Toti ha incontrato l'amministrazione. Ad un anno dalla mareggiata, i balneari di Lavagna chiedono interventi strutturali per la difesa della costa. Siamo già al lavoro, dice il sindaco. Il rifacimento dei pennelli distrutti nel 2018, spiega, avverrà entro la fine di quest'anno. Altre 12 ore di piogge intense sulla Liguria, in arrivo una nuova perturbazione che fa scattare l'allerta meteo arancione sull'intera regione, rischio frane per le aree già sature. Più sicura la scuola Teramo Piaggio di Zoagli, possono iniziare i lavori di adeguamento antisismico. Il comune ha trovato i 104.000 euro di cofinanziamento su un bando del Ministero dell'Istruzione. La Chiesa non è una roccaforte ma una tenda aperta a tutti, lo ha ribadito più volte il Papa all'udienza generale. Ai vescovi e ai presbiteri il richiamo alla responsabilità della comunione. Non c'è futuro senza fratellanza e solidarietà, è il tema della giornata ecumenica per il dialogo cristiano-islamico, che sarà affrontato a Chiavari dall'imam di Firenze e da un teologo francescano. Conoscere le specie dei funghi per non mettere a rischio la propria salute è lo scopo principale della mostra organizzata dal gruppo micologico Grasso di Rapallo a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. Buonasera a tutti e bentornati al nostro telegiornale. In apertura andiamo a Lavagna. Per evitare che la città si blocchi in seguito al dissesto economico, l'amministrazione ha presentato 3 progetti alla regione con richiesta di relativo finanziamento. Questa mattina il presidente Giovanni Toti ha incontrato il sindaco. L'ente di Via Fieschi esaminerà le proposte. Sentiamo. Pista ciclabile, abbellimento del lungomare, dragaggio del fiume Entella. Lavagna chiede consiglio alla regione, ma soprattutto fondi. Si parte dal più importante in termini di sicurezza, il dragaggio di 300 metri cubi di sabbia alla foce dell'Entella per una spesa di 300.000 euro. Lo presenteremo congiuntamente in maniera ovvia con il comune di Chiavari e questo è un altro degli interventi immediati che vogliamo realizzare per cercare di mettere in sicurezza il fiume. La giunta lavagnese propone anche l'idea di una pista ciclabile da 2 milioni di euro che passa dall'acquisto di un terreno di proprietà delle ferrovie. Una ciclabile che parte dalla stazione di Lavagna, quindi congiungendosi con la ciclabile che già esiste lungo della via dell'Ardesia, fino ad arrivare alla stazione di Caviborgo. Questo è il progetto principale, ci teniamo moltissimo, che possiamo già inserire nell'ambito della ciclabile tirrenica. Terzo progetto, l'allestimento di 5 aree per l'allenamento all'aria aperta, 3 sul lungomare, 2 sul lungo Entella. Il costo totale è di 50.000 euro. Sarà accompagnato da un prossimo incontro che avremo con degli istituti scolastici di Chiavari per cercare di intervenire cromaticamente sul muro divisorio con la ferrovia, sempre, per rendere più godibile, più apprezzabile un tratto stupendo come la nostra passeggiata a mare. La Regione, spiega l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, aiuta i comuni affinché possano intercettare una fetta importante di quei 240 milioni di euro messi in campo per il 2020-2021. Proficuo dunque l'incontro di Lavagna, ma c'è una scadenza da rispettare. Ho visto alcune schede su cui l'amministrazione di Lavagna sta lavorando, alcune valutazioni, come dire, ancora work in progress. La data ultima per cui ogni comune mi dovrà presentare queste schede di valutazione è il 31 di ottobre e ho detto evidentemente che c'è tutta la nostra disponibilità ad accompagnare l'ente prima della presentazione delle domande. Restiamo a Lavagna e affrontiamo un altro tema di quelli toccati questa mattina. Un anno fa la mareggiata causò ingenti danni agli stabilimenti che si affacciano sul mare. Nella riunione di questa mattina si è parlato anche della necessità di implementare i pennelli. Siamo andati sul posto per vedere la situazione, partiamo da qui. Diciamo che noi i danni li abbiamo riparati, ma siamo al punto di partenza, nel senso che non abbiamo difese dalla costa. Viviamo sempre col fiato sospeso perché abbiamo paura che possa accadere quello che è successo l'anno scorso. Lavagna, un anno dopo, si presenta così. A quasi 12 mesi dalla mareggiata storica del 2018 sono stati riparati i danni, ma i balneari chiedono interventi strutturali. 1.700.000 euro, a tanto ammontavano un anno fa circa i danni che le strutture pubbliche e private subirono a causa della mareggiata. Ci siamo messi tutti di buona lena e i danni sono stati riparati a nostre spese per ora. Sono state fatte le domande in Camera di Commercio per recuperare qualcosa, il percorso, il processo è in itinere e quindi dovrebbe arrivare qualcosa.
Ora però, dicono i titolari degli stabilimenti, servono lavori per far sì che le difese della costa vengano ripristinate e in alcuni casi realizzate ex novo. Abbiamo i pennelli completamente da ricostruire, danneggiati ancora dalla vecchia mareggiata, e abbiamo l'esigenza di fare ripascimenti seri con metri cubi elevati, perché come la stanno facendo adesso i ripascimenti non servono a nulla. Il pennello che è qui alla sua destra è praticamente inesistente. Sì, è praticamente inesistente, viene eroso continuamente, c'è esigenza appunto di raddoppiare la lunghezza dei pennelli e l'esigenza di costruire delle dighe soffolte che possano trattenere il materiale del ripascimento. La proposta è quella di riprendere in mano il progetto La Barbera, avviato alcuni anni fa per la difesa della costa. Era stato solo attuato parzialmente e quindi c'è l'esigenza di completarlo definitivamente con la costruzione di queste dighe soffolte. Ecco, rassicurazioni sono arrivate sia dal primo cittadino Gianalberto Mangiante sia dall'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Abbiamo intervistato il sindaco. Il Comune di Lavagna fa un intervento da oltre 450.000 euro dove andiamo a ripristinare immediatamente, stiamo già facendo tutte le rilevazioni subacquee per vedere lo stato dell'arte dei singoli pennelli, tutta la ricostruzione dei pennelli che sono stati distrutti dalla mareggiata dello scorso ottobre. Questo è il primo tratto, lo realizziamo assolutamente entro l'anno e quindi mettiamo già in chiaro un primo aspetto del nostro intervento. Poi siamo assolutamente avanti per vedere che cosa prevedeva il piano di ripascimento di tutta la costa, abbiamo già presentato tutte le relative schede e questa è una seconda tranche di lavori che sicuramente cercheremo di realizzare entro il 2020 perché il progetto esecutivo è già molto sviluppato e quindi anche da questo punto di vista siamo in condizioni di poter renderci assolutamente operativi e anzi essere tra i primi che completano il percorso di salvaguardia della nostra costa. E per la questione fondi bisogna chiederli alla Regione? Allora, i 450.000 euro sono già assegnati, sono già attribuiti. Nel 2020 invece, che è la seconda tranche, il lotto, di cui parlavo in precedenza, anche questi sono a fronte di progetto esecutivo sempre da parte della Regione nello stanziamento che è stato attribuito in via straordinaria per gli interventi straordinari sempre sulle opere a mare. Cambiamo tema, siamo al meteo, una nuova ondata di maltempo sta per raggiungere la nostra regione, precipitazioni diffuse sono previste su tutto il territorio ligure per domani quando dalla mezzanotte sino alle 18 tutto il territorio sarà in allerta arancione. Sentiamo un previsore dell'ARPAL. Nelle prossime ore ci dobbiamo aspettare il passaggio di un fronte vero e proprio sulla nostra regione che inizierà appunto a partire dall'estremo ponente e attraverserà la Liguria da ponente verso levante. Sarà un passaggio ben strutturato con una velocità non troppo elevata, quindi impiegherà circa 10-12 ore ad attraversare tutto il territorio regionale. Nella sua parte finale di questo cammino sarà ostacolato dall'alta pressione che è ferma sui Balcani. Questo determinerà una rotazione, la creazione di un minimo depressionario proprio sul Mar Ligure e in questa configurazione potremo avere ancora la possibilità di creazione di temporali forti e stazionari che dal mare potrebbero arrivare verso terra, interessando in particolare il centro e il levante regionale. Parte da ponente, si estende verso levante, però per la giornata di domani è generalizzato l'allerta arancione, quindi tutta la regione potrebbe essere soggetta a forti precipitazioni. Sì, l'allerta arancione per temporali è il massimo grado per questo tipo di fenomeno e potrebbero davvero verificarsi sia durante il passaggio del fronte, che comunque porterà anche delle precipitazioni diffuse su tutto il territorio ed è un territorio che in particolare in alcune zone ha già raggiunto una saturazione completa e quindi non è in grado di ricevere ulteriore acqua, sia per i temporali che potrebbero svilupparsi appunto più tardi nella seconda fase a causa di questa rotazione di questo minimo depressionario proprio sul golfo del Mar Ligure. La tendenza successiva? Per il weekend sembra essere confermato invece un fine settimana tranquillo e quindi assenza completa di precipitazioni, ritorno del bel tempo almeno appunto fino a domenica. E in considerazione dell'allerta arancione diramata per domani, le scuole rimarranno chiuse in tutti i centri del Tigullio, fatta eccezione per Levi, Carasco e Cogorno. Qui le uniche attività scolastiche sospese saranno quelle del Nido e della scuola materna paritaria Rocca.
La colonna mobile regionale sta organizzando i soccorsi nei comuni genovesi di Campoligure e Rossiglione. Anche Radio Club Levante ha allestito in queste ore una squadra di 4 volontari pronta a muovere verso Campoligure con un pick-up 4x4 dotato di modulo, idropulitrice e motopompa idrovora. Vista la nuova allerta meteo, per domani le operazioni di soccorso saranno rimandate al fine settimana. Con una cerimonia semplice e raccolta, ieri sera sono state commemorate le 2 vittime del crollo del ponte di San Pietro di Sturla a Carasco, avvenuto 6 anni fa. Nella notte del 22 ottobre 2013, Lino Gattorna e Claudio Rosasco, entrambi della Fontana Buona, si trovavano a passare sopra il collegamento che da Carasco dà accesso alla valle, quando un'ondata straordinaria di piena del torrente Sturla, dovuta alle abbondanti piogge, fece crollare una pila di sostegno del ponte, spezzandolo in 2. Le vittime furono ritrovate soltanto alcuni giorni dopo l'accaduto. Ieri sera sul ponte si sono ritrovate le autorità, amici e conoscenti per un momento di ricordo e di preghiera. Cambiamo argomento, possono iniziare i lavori di adeguamento antisismico alla scuola Teramo Piaggio di Zoagli, interventi necessari per la sicurezza che saranno possibili grazie ad un bando del Ministero dell'Istruzione e al cofinanziamento da parte del Comune di 104.000 euro. Vediamo. Il Comune è riuscito a trovare le risorse per cofinanziare il contributo che il Ministero dell'Edilizia Scolastica ha destinato per l'adeguamento sismico della scuola. Un intervento che complessivamente ammonta a 1.200.000 euro ed ha l'obiettivo di portare a sicurezza 1 ciò che attualmente è nella scala dei valori che individuano la criticità di un istituto, quindi di un edificio, attorno alla 0,32. L'intervento verrà articolato con fasciamenti e con inserimenti di strutture in acciaio sui pilastri, in modo tale da poter garantire che l'edificio avrà a questo punto una garanzia, come prevede la legge, di valore 1. Questo finanziamento come l'avete trovato? Nel corso degli ultimi 5 anni ci siamo impegnati in un discorso di approntamento di progetto prima di fattibilità, poi preliminare, quindi il definitivo e da ultimo l'esecutivo, augurandoci che dietro l'angolo uscisse un bando. E questo bando è uscito nel 2018 e abbiamo partecipato con un esecutivo immediatamente cantierabile. E siamo arrivati nei primi 10 e tra i comuni più piccoli, sotto i 5.000, mi ricordo addirittura terzi o quarti, su un bando che riguardava tutti i comuni, tutti gli enti pubblici della regione Liguria, quindi oltre 250 candidature. Quindi mancava solo la vostra parte di cofinanziamento, a quanto ammontava? Sì, l'ammontare che è stato stanziato dal Comune di Zoagli è pari a 104.000 euro. Sto lavorando con l'ingegnere, con il commissario straordinario e con il dirigente scolastico, la dottoressa Abamo, per approntare la soluzione migliore per fare nel minor tempo possibile i lavori, cercando di dare il minor disagio agli alunni, e quindi ci sono al vaglio un paio di soluzioni. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, il Comune di Santa Margherita Ligure ha programmato una serie di interventi di manutenzione ordinaria. Oltre alla pulizia dei torrenti e dei rivi cittadini, si intensifica dunque la pulizia dei tombini e delle caditoie lungo le strade. Tutto questo naturalmente per favorire il deflusso delle acque. Avete visto anche le foto dei lavori. Per la cronaca c'è stato un grave incidente a Sesti Levante oggi intorno a mezzogiorno. Una persona è caduta mentre viaggiava in sella ad una motocicletta. Non si conoscono le cause di quanto accaduto, anche se con ogni probabilità la persona rimasta coinvolta è stata vittima di un malore. La dinamica è stata piuttosto grave e la persona ferita è stata intubata e trasportata in codice rosso al San Martino di Genova. Il fatto è avvenuto nella zona di Villa Scorza, nei pressi della strada per Santa Vittoria. E siamo all'informazione religiosa. La Chiesa non è una roccaforte ma una tenda capace di allargare il suo spazio e di dare accesso a tutti. Lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza generale di questa mattina. Al termine Francesco ha rivolto un appello per il Cile, dove da alcuni giorni proteste antigovernative contro il carovita hanno portato all'intervento dei militari nelle strade del paese. La sintesi della Radio Vaticana.
La Chiesa non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio e di dare accesso a tutti. Lo ripete il Papa nella catechesi di questa assolata e gremita udienza generale, ancora incentrata sul libro degli Atti degli Apostoli e sul viaggio del Vangelo nel mondo, iniziato in seguito ad una forte persecuzione, che però invece di fermare l'evangelizzazione stessa diventa opportunità per allargare il campo, per cercare e percorrere nuove strade. I cristiani devono fuggire, aggiunge subito Francesco a braccio, ma fuggono con la parola e la spargono dappertutto. Emerge dal libro degli Atti la natura della Chiesa, che non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio perché entrino tutti e di dare accesso a tutti. La Chiesa è in uscita o non è Chiesa, o è in cammino, o è allargando sempre perché entrino o non è Chiesa. Le chiese devono avere sempre le porte aperte perché questo è il simbolo di cosa è una Chiesa, sempre aperta. Con Paolo e Barnaba l'annuncio della parola per la prima volta raggiunge i pagani, ma questa novità scatena controversie tra i giudei. Francesco allora, tornando alla convocazione del Concilio di Gerusalemme, il primo della storia, ricorda che il metodo ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sempre sul dialogo, fatto di ascolto attento e paziente e sul discernimento compiuto alla luce dello Spirito. È lo Spirito, infatti, dice il Pontefice, che aiuta a superare le chiusure e le tensioni e lavora nei cuori perché giungano all'unità. Questa, conclude il Papa mentre richiama i vescovi e i presbiteri alla responsabilità della comunione, è l'essenza stessa della sinodalità. Veniamo in diocesi, prosegue la visita pastorale del Vescovo nelle comunità della Val Petronio. Questa sera alle 20:45 Monsignor Tanasini presiederà la messa nella comunità parrocchiale di Santa Croce a Moneglia. E il Vescovo ha nominato il nuovo vicario foranea per la Val Fontanabuona, è Don Matteo Benetti, attuale parroco di San Giacomo di Gattorna, San Maurizio di Neirone, San Lorenzo di Rocca Tagliata, San Rocco di Ogno e San Marco d'Urri. Succede a Don Mario Moltedo, che ha lasciato recentemente la comunità parrocchiale di Cicagna. In occasione della 18ª giornata ecumenica per il dialogo interreligioso, venerdì alle ore 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari si terrà un incontro a due voci sul tema scelto per il 2019: non c'è futuro senza fratellanza e solidarietà. Sentiamo. La prima cosa più importante è che non si può parlare del futuro se non ci installiamo nel presente. Non dobbiamo accettare così gli inviti a traslocare dal presente e andare verso un futuro che non si sa in cosa consista, né ritornare a un passato perché ha un'aura di dorata, di splendore. Dunque noi dobbiamo essere installati nel presente, perché è nel presente che dobbiamo costruire, promuovendo pedagogicamente, teologicamente come religioni, i valori che possono costruire un futuro dove la fratellanza e la solidarietà non siano soltanto parole, ma siano i valori che muovono interiormente le persone e i popoli. In che modo si può raggiungere un legame di fratellanza e di solidarietà tra le religioni, a suo avviso? In un modo semplice: parlare, discutere e non odiare, perché Allah ci ha creati tutti diversi, perché lo dice nel Corano: vi abbiamo creato popoli e tribù diversi per conoscervi. Noi dobbiamo conoscerci e per conoscerci bisogna sempre stare insieme con questo dialogo, con amore, perché tutte le religioni lavorano per l'amore e quando usiamo l'amore lo mettiamo davanti a tutti, vincerà. La scelta quest'anno è anche un po' legata alla ricorrenza importante degli 800 anni dell'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano d'Egitto, e dunque ci sembra di riproporre in qualche modo nell'oggi lo stesso spirito di quell'incontro, che è stato di dialogo ed è stato pacifico. Invitiamo Fra Lorenzo Raniero, è un frate francescano docente allo studio teologico San Bernardino di Verona, e con lui dialogherà l'imam di Firenze Izzedine El-Zir, che è già stato presidente dell'UCOI, una delle associazioni dei musulmani italiani.
Nell'ambito del percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso è visitabile da oggi la mostra Francesco il Sultano, l'incontro sull'altra riva, curata dalla Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, allestita a Chiavari sino al 27 ottobre al foyer dell'Auditorium San Francesco e a Rapallo dal 29 al 31 di ottobre al Liceo Davigo nella succursale delle Clarisse. Una presentazione dettagliata della mostra si terrà lunedì 28 alle ore 21 nell'Auditorium delle Clarisse di Rapallo, con la presenza del curatore Andrea Avveduto, giornalista e scrittore. L'Associazione Gente di Liguria ha consegnato un attestato di riconoscimento a Noemi Montenegro, console generale di Panama a Genova, e una tessera di socio onorario del sodalizio. È un gesto semplice che vuole rappresentare il ringraziamento per aver concesso il patrocinio alle celebrazioni in ricordo della scoperta dell'America, organizzate dall'associazione insieme ad altre realtà del territorio all'Oratorio di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure. Tra queste ricordiamo la Tigugliana, il Comitato Festa della Primavera, Santa e dintorni. Nell'occasione sono stati ribaditi i rapporti storici tra Liguria e Panama che l'associazione e il consolato intendono portare avanti anche per il futuro. E restiamo a Santa Margherita Ligure. A Villa Durazzo c'è una mostra di funghi organizzata dal gruppo micologico Grasso di Rapallo a conclusione dell'anno scientifico. Sarà visitabile gratuitamente il 26 e il 27 di ottobre durante tutta la giornata. È importante visitarla per capire quali funghi si possono raccogliere e quali no. Sentiamo. Un appuntamento rivolto sia agli addetti ai lavori sia ai curiosi per conoscere le specie micologiche presenti sul nostro territorio. La mostra di funghi, organizzata dal gruppo micologico Grasso di Rapallo a conclusione dell'anno scientifico, ha sia uno scopo divulgativo dal punto di vista biologico sia formativo per insegnare a chi frequenta il bosco quali specie non raccogliere e come riconoscerle. Durante l'esposizione saranno presenti alcuni membri del gruppo per rispondere alle curiosità dei visitatori. Diciamo che è troppo lungo mettere una didascalia al fungo. Normalmente chi è interessato chiede e noi siamo lì apposta per rispondere. Tra l'altro sarò io col microscopio, quindi chi vorrà fare osservazioni al microscopio è libero di farle, perché è a disposizione lo strumento, e ci saranno altri colleghi che si occuperanno della divulgazione scientifica in quanto tale, spiegando poi le diverse specie, la commestibilità o meno, e comunque dando tutte le spiegazioni che chi viene chiederà. Per quanto sia importante conoscere quello che si può trovare nel bosco, la prudenza non è mai troppa. La prima regola rimane sempre quella di non raccogliere esemplari di cui non si ha certezza e la seconda quella di rivolgersi all'ispettorato micologico. Se non li conoscete lasciateli nel bosco, o se no rivolgetevi a un esperto e fateglieli vedere. Perché solo chi è ispettore micologo può, è autorizzato a dare giudizio di commestibilità del fungo, quindi non fidatevi del vicino, dell'amico, no, andate all'ASL, è gratis, gli dite signori ho questi funghi, posso mangiarli? E loro vi dicono sì o no, e a quel punto siete tranquilli e soprattutto rispettate la legge. Ricordo allora i giorni della mostra 26 e 27 di ottobre a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. A causa delle previsioni meteo avverse, il Comune di Chiavari ha rinviato a data da destinarsi l'incontro formativo sull'utilizzo del defibrillatore DAE che era in calendario per domani dalle 13.30 alle 14.30 all'Auditorium San Francesco. Sempre in ambito sanitario, all'ospedale San Martino di Genova si è verificato un guasto al gruppo di continuità elettrica del reparto di emodinamica. La riparazione è prevista nelle prossime ore. La direzione fa sapere che eventuali pazienti sospetti per patologie ischemiche acute del miocardio verranno in via precauzionale indirizzati ad una delle altre strutture di emodinamica dell'area metropolitana. Sarà invece garantita la presa in carico di urgenze per pazienti già ricoverati. Siamo così nell'ambito culturale, ricordiamo che c'è tempo sino al 31 ottobre per iscriversi al corso organizzato dall'Ente Forma di Chiavari per manutentore di struttura ricettiva, ovvero quella figura professionale che si occupa di spostare bagagli, effettuare piccole riparazioni, rifornire i depositi e tenere pulite alcune zone all'interno di una struttura alberghiera. Il corso è della durata di 650 ore, è destinato a 12 persone maggiorenni disoccupate. Per informazioni ed iscrizioni occorre rivolgersi all'Ente Forma in Viale Millo a Chiavari. Ora possiamo vedere la pagina degli appuntamenti per la giornata di domani e sfogliamo l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 24 ottobre. Apertura alle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta, dalle 9 alle 14. Su prenotazione si può richiedere un servizio didattico gratuito.
Apre alle visite anche il Museo del Merletto di Villa Tigulia Rapallo, dalle 9:30 alle 12. Prosegue a Genova il corso universitario multidisciplinare di educazione allo sviluppo, dedicato ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La lezione di questa settimana si intitola Sviluppo sostenibile e salute, boschi, parchi e foreste e si svolgerà dalle 15 alle 18 nel polo didattico dell'Albergo dei Poveri di Genova. Il paesaggio sacro nordamericano è il titolo della mostra del fotografo statunitense Douglas Beasley. L'inaugurazione è alle 18 nel Castello di Albertis a Genova. Come ogni giovedì si riunisce l'Associazione regionale Club degli alcolisti in trattamento, che si occupa di fornire aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcol. Alle 20 al Centro Benedetto Acquarone di via Pio X a Chiavari. Concludiamo con una breve notizia di sport, terza giornata di campionato, ancora una vittoria per la Prorecco di pallanuoto in A1 maschile. In casa della Rarinantes Salerno i biancocelesti oggi hanno vinto 18-6. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio seguire ad una nuova puntata di Missione Mondo che questa sera sarà dedicata alla veglia missionaria diocesana che si è svolta nei giorni scorsi nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Potrete riascoltare la relazione integrale di Maria Teresa Abiniente della comunità di Romena. Grazie per averci seguito, ci ritroviamo domattina puntuali con la rassegna stampa. Buona serata, arrivederci.